questo pezzo di disonesto. Che mi rovinavo un gran figlio di sua madre. Mi stuccavo tutto. Mi stuccavo tutto. Ai 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 ai. Manda a pisciare posso dire. Vorremmo se c'è qualcuno, qualche amico, vede. Testa mi sento vagando, ti sono stupido quanto mi. Ma quanto mi. Ma come ci porta a Napoli? Come ci porta? Come ci porta? Quanto turisti a Napoli? Terrasse là, terrasse. Quanto turisti a Napoli? Era venuto tranquillo, che bello, tutta live. A Napoli, a bere la munnizza di Napoli. A bere la munnizza. A bere il volino. Signori ragazzi, dobbiamo fare. Stai scimunito, e mi troviamo tutti mi scoppiamo. Un miseriamma, caritemi pure un riso, ma vedremo. Devo dire una scarpa di caritemi un riso. Io praticamente ti ho visto in questa ma ragazzi succede maledetto hanno visto le due hanno iniziato ma tutti che cosa vuoi dire che tutto il mondo è perché tu sei stato ma che succede? Che succede? Si vedo mano combinato sincero che successe? Camminavo, è bello di nuovo, dove bello Napoli tutto Castello, ma di tutti questi posti che c'erano praticamente a Napoli, quello in essere a Napoli, ci siamo andati da solo? Da solo ci sono. Ma come mai? Tu parti da solo, da Trapani per andare a Napoli? A Napoli, ma a fare la città, se vuoi andare a fare la città, e maledetto che non pigliavo il treno, non devi applicare il rete sulla città del treno. Appena ero a Napoli camminavo, di tutta munnizza, io faccio trovare da disonestare il volino, che deve parlare. Signori cittadini, vi faccio gli auguri. Dai scimonita dopo, va birra, salutai. A mentre camminava per strada, perché da lontano vedevo. Metto un ghiaccio, io camminavo per fatto me, passeggiava per fatto me. Cioè tu stavi camminando per la strada? Camminava, passeggiava, poi lo fischiava, aveva un zaino a tracollo. Perché da lontano vi un ghiaccio, era qualche 2 metri auto. E chi camminava e bestemmiava. Pasquale, pezzo di cornuto, t'ha ingucciato. T'ha ingucciato, perché era napoletano, sai? Ho capito. Cioè praticamente e tu eri per i fatti tuoi? Io camminavo per fatti miei, e veniva per storia mia. Adesso quello che non uscivo, che a Napoli così non mi conoscevo. Picchia appena che si avvicina a mia. Boom! Che mi va duro un pugno dall'occhio, là come combinato. Madonna, ti ha combinato male. Come combinato? Questo come combinato, questo è. Incredibile. Cioè praticamente mentre che tu eri da solo, che camminavi per i fatti tuoi, arriva questo e ti dà un pugno nell'occhio. Pasquale, cornuto, perché poi mi afferro piazzo. Che si deve. Mi stoccavo o piazzo. Addirittura? Mi stoccavo piazzo. Oltre a darti un pugno nell'occhio, praticamente ti. Mi stoccavo piazzo. E tu hai fatto?
Ma io pensavo a mente mia, ma tu a bere sto cretino non ne vuole arrivare. Dopo io volevo scappare, perché mi va una arramberata e mi rompo un menisco che legamento tutta la ghiommonata. Addirittura? 60 giorni di amma, un mese di piazzo, 30 giorni di testa. Io pensavo a mente mia, ma tu a bere sto rancretino non ne vuole arrivare. Cioè, ma io al posto tuo sarei scappato. Tu che fai? Ma io tentare a scappare, questo mi ha afferrato poco e mi sbatta testa a muro. Addirittura, insomma, te l'ha data di santa ragione. Comunque, a mente corria perché avevo a pezzo una ramberata in amma, sul ranfiglio. Mi rompe un menisco, legamenti, caccagno, magari un tacco la scarpa ma ci fa. Addirittura. Magari un tacco la scarpa ma ci fa. A pagare pure 5 euro e metterci sopra. Addirittura, cioè tu sei per i fatti tuoi, stai camminando per i fatti tuoi, arriva uno e ti dà tutte queste botte e ti ammazza a legnare. Ma tu scusa, cioè io non ti capisco, tu stai camminando per i fatti tuoi, arriva un pazzo del genere, ti dà un pugno nell'occhio, ti combina in questa maniera, ti dà il tormento di tante di quelle botte che ti fa prendere fuoco, ti rompe pure il menisco, hai detto che ti ha rotto il menisco. E praticamente ti ha rotto pure il braccio perché c'è il braccio all'occhio. Due fratture. Non abbiamo solo la sera. Due fratture, tu. Addirittura. Due fratture. Ma tu scusa, arrivato a questo punto, scusa, tu che cosa hai fatto? Ma niente, c***o, fottia, perché io non sono Pasquale? Oh yeah!